Fontaniva ha chiesto alla Regione lo stato di emergenza. Lo ha fatto tramite sindaco e vice sindaco già nelle primissime ore, dopo che una forte tromba d'aria ha colpito duramente il territorio del comune, ma anche altri comuni dell'Alta Padovana, come Carmignano di Brenta. Una tromba d'aria che nell'arco di un paio di minuti ha provocato gravi danni a Macchia di Leopardo, con vie anche lontane tra loro colpite nella tarda serata, quando per fortuna non c'erano persone per strada e si sono evitati così feriti. Dopo aver trascorso la notte a fianco di vigili del fuoco e protezione civile, il sindaco di Fontaniva, Edoardo Pitton, e il suo vice già all'alba avevano inviato la richiesta alla Regione. Stiamo muovendo per dichiarare lo stato di emergenza, abbiamo fatto tutti i passaggi sia con la Regione e abbiamo attivato il COC, quindi la centrale operativa per l'emergenza. Se dovessero esserci particolari situazioni di pericolo, noi siamo qui a disposizione, ci facciamo da tramite sia con le autorità e i vigili del fuoco in modo tale da mettere in sicurezza tutte le eventualità. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte con decine di chiamate a cui rispondere insieme alla protezione civile. Via Risorgimento è un po' l'epicentro, i danni si contano anche in altre strade però. Alberi sradicati, alcuni lungo la provinciale, che è rimasta chiusa per alcune ore, pali della luce piegati come fuscelli, lamiere volate a centinaia di metri, tronchi sospesi a mezz'aria per la forza del vento, tetti scoperchiati e pannelli fotovoltaici distrutti. Per me era una tromba d'aria, ma forte, ho avuto un po' paura insomma. E dopo che ho aperto la porta mi è venuto di chiuderla da casa e se vedevo pezzi di lamiera, coppi, tegue, un po' di tutto insomma. Mai vista ragazzi, ho 73 anni e mai visto una cosa del genere. Lascia far paura, ma veramente. Questa notte, quando appunto operavamo insieme alle squadre della protezione civile e dei vigili del fuoco, la prima sensazione è stata quella di grande paura da parte dei cittadini. Il tutto è durato pochi secondi, ma gli effetti sono stati veramente importanti e devastanti. Nelle prossime ore sarà completata la conta dei danni, raccogliendo segnalazioni e relazioni dettagliate su quanto accaduto.